Allora, 18:30 comincia ufficialmente quella riunione, questo corso che abbiamo annunciato in questi giorni su Facebook e vi raccomando, vi ripeto a chi era già presente, ma lo ripeto a chi è entrato adesso, due raccomandazioni: sono corsi fatti con questo programma Zoom, molto attuale, che servirà molto anche in futuro. Dovete tenere il vostro microfono spento, ma dovete farci delle domande, cioè se avete cose che volete sapere durante la dimostrazione, lo potete fare attraverso questa voce qua sul computer, si chiama chattare. Facciamo vedere qua, chattare, e voi, track, ci dite quello che sono le vostre domande. Bene, allora a questo punto possiamo entrare nel dunque, giusto? Sì. Allora, parleremo di, se non sbaglio, granito brasiliano, esatto. Allora, facciamo vedere un attimo i pannelli. Allora, granito brasiliano nasce da un'esperienza ormai ventennale, è la casa dei sogni. Prodotto meraviglioso, ne abbiamo venduto tanto e si applica con estrema facilità. Adesso Paolo vi farà vedere. E abbiamo scoperto come rinnovarlo, come renderlo attuale e soprattutto molto più bello e applicabile anche nei famosi bagni e cucine che oggi stiamo facendo un sacco di questi locali, no? Allora, quindi questa è la versione naturale, questa è la versione con ipervetro, vediamo, guarda come si vede, mamma mia, pazzesco. Questo è proprio il granito brasiliano. E qui oggi vi faremo vedere ancora di più la versione di ipervetro opaca, che è un importante passo in più per completare la gamma. Tra l'altro semplicissimo, quindi poi Paolo vi farà sicuramente vedere questa dimostrazione. Allora io voglio farvi però vedere questo pannello, ce l'abbiamo nello zaino, giusto? Possiamo vederlo? Assolutamente, sì, prego. Allora qui come vedete abbiamo anche il nostro showroom, i nostri monoliti, dove se fate le lezioni e avete bisogno di vedere un prodotto, ce l'abbiamo qua. Quindi abbiamo tutto portato. Molto semplice. Per certi versi è più comodo che fare una dimostrazione in loco. Allora vi faccio vedere lo zaino. Questo è un lavoro dell'anno scorso molto bello. Abbiamo tutte le nostre piastrelle. Questo è lo zaino 2019 e dentro qua vedete ci sono tutte queste piastrelle, la nostra rivista, qui ci sono le piastrelle al contrario, la Via Lattea. Quello che noi cerchiamo è l'ultimo, è sempre l'ultimo, esatto, il classico. Eccolo qua. Eccolo lì. Quindi anche qua in questo zaino trovate il granito brasiliano. Gli zaini, questo è lo zaino 2019, lo zaino 2020 addirittura su vostra richiesta l'abbiamo fatto col trolley, quindi questo qui ve lo portate in giro. Io direi che è molto sciccoso, cioè se vi presentate da un cliente con sta roba, non so se mi spiego, veri professionisti. Bene, questo l'abbiamo detto. A questo punto io direi che facciamo vedere il video di granito brasiliano, ok? Abbiamo una domanda? Sì. Claudio dice: posso utilizzare il materiale per rinnovare complementi d'arredo top lavato? Questo dopo ti faccio vedere, l'ho fatto. Lo faccio vedere dopo, se riusciamo a fare la connessione. Allora, vogliamo vedere il video? Siamo pronti? Allora, qui, scusate, non vi spaventate, mi vedete in una versione di quando ero vecchio.
Bene, oggi parliamo di un prodotto che ha 20 anni. Nel 2000 Sì. è uscito questo prodotto, questo è il catalogo originale, La Casa dei Sogni. Abbiamo fatto tante edizioni, un prodotto di grande successo in questi anni. Adesso facciamo un restyling importantissimo perché cambiamo molte cose. Questo è il catalogo nuovo che anche come grafica si adatta alle attuali nostre fotografie, ma soprattutto presentiamo questa parte che si chiama granito brasiliano e questa parte che si chiama marmo nuvolato. In più, in questo catalogo ci sono le applicazioni di Casa dei Sogni normale e di trasparenze. Adesso vi faccio un ripasso di tutto e vi spiego Casa dei Sogni, trasparenze, come vanno applicati e la finitura con ipervetro che crea quindi granito brasiliano e marmo nuvolato. Come sempre, tutto comincia con il Primus. Bene, allora il Primus adesso asciutto, possiamo procedere alla dimostrazione di applicazione di Casa dei Sogni. Questo è il colore che abbiamo scelto. Come si fa il colore? Si mescola la percentuale indicata nel catalogo con la Casa dei Sogni. In questo caso mettiamo 20 cc di prodotto. Bene, adesso siamo pronti, il prodotto è stato colorato, siamo pronti per l'applicazione di Casa dei Sogni. Quindi con il nostro guanto abbondantemente applichiamo il prodotto in parete. E questo prodotto qua è fantastico, lo applichi come vuoi, viene sempre bene e c'ha questo senso di personalità e di naturalezza. Ecco, il bello della Casa dei Sogni è che ha questo impasto così grumoso, bucciato. Noi adesso lo vediamo esattamente com'è. Quando lui asciuga però diventa quasi completamente piatto e questo è l'effetto naturale di Casa dei Sogni. Volendo, per aggiungere un contenuto in più, dopo una ventina di minuti con un guanto si passa leggermente e si forma ancora una maggiore profondità. Tra 20 minuti ve lo facciamo vedere. Ecco, i 20 minuti sono passati, il prodotto è ancora molto umido. Prendiamo il guanto senza prodotto e andiamo ad accarezzarlo leggermente. Adesso Fabio ci fa vedere come fare. Ecco, con questo passaggio si rende ancora più uniforme, più movimentato questo senso, che poi lo vedremo con l'applicazione successiva, di granito brasiliano. Bene, adesso il prodotto qua è asciutto, è la Casa dei Sogni, prodotto originario del 2000, siamo a 20 anni e nel catalogo lo troviamo qua, la Casa dei Sogni, la sua versione originale, un prodotto di grandissimo successo. Adesso che cosa facciamo in questo nuovo catalogo? Presentiamo un nuovo effetto che si chiama granito brasiliano e si ottiene con la Casa dei Sogni, e qui abbiamo esattamente questo colore, e gli mettiamo sopra un passaggio di una resina che noi chiamiamo ipervetro, che lo rende completamente lavabile e resistente e soprattutto con questo effetto proprio di granito lucidissimo. Qui addirittura nel catalogo vediamo i due effetti, quello la Casa dei Sogni e granito brasiliano nei fogli reali fatti a mano. Adesso facciamo vedere come finirlo con ipervetro. La prima cosa da fare per togliere qualche piccola impurità che c'è, passiamo un po' di carta vetrata. Che carta vetrata è questa? È una 320.
Una 320. Ok, quindi è una piccola passata di carta vetra. Via. Ecco, quello che è cambiato è che abbiamo una superficie leggermente più liscia, solo perché mettendo ipervetro cerchiamo di avere un effetto totalmente liscio. Confermo che la Casa dei Sogni è un prodotto già lavabile di suo, non necessita di ipervetro. Naturalmente, quando andiamo a mettere questo prodotto di assoluta protezione per bagni e cucine, abbiamo una garanzia assoluta in tutti i campi, sia la resistenza che la lavabilità. Eccolo qua. Questa è la versione con ipervetro e questa la versione senza, che l'abbiamo vista prima. Ora, questa è una mano di ipervetro, non abbiamo ancora una superficie perfetta. Se vogliamo possiamo fare due cose: aspettare che asciughi e dare una carteggiata. L'ipervetro si può carteggiare, è un po' duro, si fa un po' di fatica, ma si tira completamente liscia e si dà una seconda mano. Oppure senza carteggiare si dà una seconda mano, è già migliorativo. Dipende che livello di perfezione è richiesto. A questo punto possiamo fare una dimostrazione, giusto? Assolutamente sì. Allora vi facciamo vedere due colori, un beige e facciamo vedere questo bellissimo grigio. Partiamo con il grigio, visto che abbiamo fatto vedere tutta la carrellata. Come avete visto nel video e come ha detto poc'anzi Giorgio, parte tutto dal Primus Sabbia. Soprattutto anche qui la preparazione richiesta sceglierete voi in base a quello che la parete richiede. Ovviamente se la parete è pronta, perfetta, direttamente col Primus Sabbia. Dopodiché, come al solito attrezzo di lavoro creato, abbiamo due parti di questo guanto: la parte quella col pelo più grosso che servirà proprio per creare la casa dei sogni, mentre se uno volesse avere l'effetto simile alla velatura, questa parte ha diciamo il pelo più corto. Ecco perché trovate le due distinzioni. Io ovviamente ho con me un guanto pronto, non faccio nient'altro che intingere il prodotto, il guanto nel prodotto, dopodiché vanno a creare questi movimenti quasi circolari, cercando di distribuire in modo omogeneo questo particolare. Proseguo in questo modo su tutta la mia parete, facendo parte alta, parte bassa. Qua ragazzi veramente problematiche di giunte sono praticamente pari a zero, anche perché quando fate questa sovrapposizione lavorate sempre col prodotto molto bagnato, quindi anche se io vado a sovrappormi su una zona già lavorata, la giuntura non si vede. Quindi è un lavoro facile, veloce, ma soprattutto che completi con una mano sola. In questo caso il colore è l'SC, come i pannelli che avete visto, e soprattutto quello che secondo me state vedendo è proprio lo spessore che sta lasciando questo particolare, che poi a parete asciutta andrà quasi del tutto a scomparire. Quindi movimenti ravvicinati in questo modo e sembra quasi di giocare con il guanto in parete. E colgo anche quello che ha detto prima Giorgio, che comunque come lo metti l'effetto viene fuori ugualmente. Quando ho finito la mia parete, quindi questa parete di 10
metri quadri. A questo punto, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, sempre con il guanto sporco ma non carico di materiale, ci dà questa carezza. Io poi, quando facevo queste dimostrazioni di Casa dei Sogni, avevo ancora tanti capelli, quello sicuramente. E per far capire agli applicatori il modo di poter accarezzare la parete per tirare fuori questa smacchiatura ulteriore, dicevo, la pressione deve essere come se state accarezzando una bella donna. Quindi, giusto per farvi capire il fatto di avere questa leggerezza per creare appunto questo effetto, che non è ancora al momento. Quindi io adesso prenderò del tempo facendo che cosa? Mostrandovi proprio l'applicazione del colore più chiaro. Quindi su quest'altro pannello ho sempre iniziato il mio lavoro dal Primus Sabbia. Ovviamente i colori che trovate sulla cartella, i colori li trovate tutti sulla cartella di Casa dei Sogni. E qui abbiamo un altro dei colori che va molto di moda, che è uno dei colori nuovi della pietra, è il GF, colore bellissimo, molto attuale, e anche qui andrò a ripetere lo stesso identico lavoro. Quindi prendo una bella guantata di materiale e non faccio nient'altro che stenderlo con questi movimenti ravvicinati tra di loro. Non abbiate fretta, anche perché con tutta la calma di questo mondo mettete in opera il prodotto senza fare nessuna fatica. La mia mano in questo caso non è una mano pesante, quindi non sto facendo pressione, ma sto cercando di accumulare nel modo più omogeneo possibile questo particolare. Ok. Tanto, se avete qualche domanda da fare, la potete fare direttamente in chat, così possiamo anche rispondervi immediatamente su quello che state vedendo adesso. Sicuramente penso che in mezzo a voi ci siano delle persone che hanno fatto chilometri di Casa dei Sogni, poi sicuramente altri decorativi tipo Gioia, White Paint, Minimal, tutti questi prodotti hanno dato diciamo delle opzioni in più sul mercato, e quindi di conseguenza magari la vendita è un po' scesa, ma non perché il prodotto non è più di voga, ma bensì perché ci sono molte più proposte, quindi ognuno poi è libero di scegliere la finitura che più piace. Sicuramente oggi rimessa in voga come la stiamo presentando, quindi con questa novità di dargli questo aspetto di granito brasiliano, come diceva Giorgio prima, riusciamo a colpire delle zone dove prima con la Casa dei Sogni era impensabile poter andarci a lavorare, che sono appunto le cabine docce o i top frontali della cucina. Quindi in modo molto rapido e veloce, pochi giorni di lavoro, riusciamo a mettere in pratica il prodotto. Bene, bravo Paolo. Allora, grazie. Che aspettiamo che venga il momento magico, la famosa carezza che hai detto tu, come toccare una bella donna. Dove? Ma dove? Toccarlo dove? Nelle parti più belle. Davanti. Allora, il guanto va bagnato prima di intingerlo nel colore. Sì, se è un po' umido è meglio. Reso al metro quadro circa 8-9 metri con 1 litro, quindi con una latta fatta 35 metri, una stanza praticamente. Qui una domanda invece interessante: cosa cambia tra Primus Sabbia e naturale? Perché quando lo prendo istinto mi danno sempre quello sabbiato. Sbagliato. Esatto. Con istinto ci vuole il Primus naturale, perché è più grossa la sabbia che c'è dentro, quindi prende di più, diventa più facile l'applicazione. E quindi con tutti i prodotti alla calce, istinto, spatola, spirito libero, muro, sempre il Primus naturale. Mentre sui prodotti applicati a pennello o a rullo, il Primus sabbia, che c'è una sabbia più fine. L'accarezza sul prodotto poi ve la facciamo vedere. Posso applicarlo su tessuto o non tessuto? Può darsi di sì, ma non posso garantirvi perché non l'abbiamo mai provato. Ecco, quindi a questo abbiamo dato risposte. Che dici Paolo? Time? Facci vedere questa carezza, dai. Ce l'hai tanto raccontata. Vediamo allora, tu come tocchi le ragazze. Sì, una delle, diciamo, appunto caratteristiche che quando
fai questo gesto, in questo modo si intravede questa macchia bianca che puoi far vedere, quindi in modo molto leggero sposto questo materiale, quindi dove era posato lascia intravedere in questo caso questa smacchiatura molto bella che si metterà poi molto in evidenza a prodotto in asciugatura. Ecco, la bellezza di Casa dei Sogni, anche la stranezza, è questo fatto che si presenta molto a rilievo, no? Poi quando asciuga, tracca, diventa completamente liscio. E questo è quello che produce quel bellissimo movimento che poi dopo sembra un granito, poi lo vediamo. È bellissimo. Andiamo a vederlo anche qua? Questa cosa qua. Anche qua, sempre andando a carezzare, sicuramente qua lo vedrete molto meglio, proprio perché il colore fa venire fuori immediatamente l'evidenza di questa macchiatura molto bella. E vedete come in modo molto leggero si va a creare questo effetto, quindi anche se un ulteriore secondo passaggio è talmente rapido che in un quarto d'ora hai fatto tutto, quindi riesci a ottenere molti punti a tuo favore. Allora, qui è una domanda meravigliosa. Ciao Giorgio, per avere una cartella da mostrare ai clienti come si può fare? Allora, noi facciamo 30, 40, 50.000 cartelle all'anno che le diamo ai rivenditori e veramente mi stupisce che tu abbia problemi ad avere le cartelle. Comunque, nel caso, scrivici, mandaci una mail, un piccione viaggiatore, qualsiasi cosa, ti mettiamo in contatto. Scrivimi su Messenger che ti mando io un indirizzo giusto. Poi, ricordo che Giorgio 20 anni fa diceva di mettere la musica. Certo, bellissima. Questa è Ivan. Certo, se c'è della bella musica, no, questo movimento naturale del braccio. Cioè, ma 20 anni fa immaginarsi di applicare una pittura con un guanto, cioè, a me è una roba da poco, cioè un movimento, è come lavare la macchina, cioè facilissimo. E lì, insomma, è stata una bella iniziativa. Poi, i rilievi si ritirano una volta, certo, adesso ti facciamo vedere il pannello asciugato, dite al cameraman che rimane più indietro, ma lui è affezionato, quindi viene sempre vicino, quindi la macchia bianca non va schiacciata, no, quando si asciuga succede questo. Praticamente tutte queste parti, queste sono tutte quelli spessori che ci sono là di materiale che si sono poi in automatico ritirato in asciugatura. E sono tutte queste, per esempio qua si vedono un po' meno proprio dato per il colore, ma al tatto rimane una superficie liscia e soprattutto di aspetto, in questo caso, satinato, opaco, molto più sull'opaco. Allora, poi dice, sulla base dei Queen, certo, quei Queen va benissimo, se il prodotto con il caldo tira, si può bagnare per accarezzare il prodotto. Mica sembra un discorso sessuale questa cosa. Quindi, avete di ricapitolare per andare insieme al cervello, se il prodotto con il caldo tira, si può bagnare per accarezzare, ma normalmente non succede perché lui è molto bagnato, quindi ti dà tutto il tempo di lavorare. Poi, complimenti, c'era sempre il CD di Giorgio Graidan, certo, grazie. I tempi di asciugatura, e qua ci vuole un po', si vede, si ritira proprio, lo vedi che proprio da grosso diventa sottile e sparisce. Preparazione dei fondi, questo me lo insegnate voi, cioè i fondi voi sapete come fare a prepararli, noi vediamo il primer, sul primer appoggiate poi i nostri prodotti. La parete ha bisogno di una stuccatura liscia prima di applicare il prodotto? Beh, se c'hai sotto una brutta macchia, questo comunque te lo fa vedere, sì. Sulle piastrelle si può applicare, sulle piastrelle si applica se proprio vuoi, ma prima devi dare il primus aggrappante. Differenza tra marmo luvolato e granito brasiliano, oggi facciamo vedere solo il granito brasiliano,
Il marmo nuvolato è l'applicazione di questo prodotto non così abbondante ma tirato, così diventa una velatura. Si può applicare anche diverso, certo, puoi applicarlo come vuoi. Naturalmente noi diamo un'indicazione di come fare il lavoro standard anche in base al nostro campionario, giusto? Che è qua il nostro campionario. Esatto. Ecco, qui abbiamo il nostro bellissimo campionario, ci sono tutte le foto, tra l'altro qua anche su superfici piane orizzontali, e poi abbiamo invece i colori della Casa dei Sogni, e qui c'è il marmo nuvolato, però non ve lo facciamo vedere oggi. C'è tutti i colori. Bon, a questo punto entriamo un po' nel succo, nel caldo, no? Perché va bene la Casa dei Sogni, la conosciamo già più di 20 anni, ma noi adesso dobbiamo far vedere Ipervetro. Ipervetro è anche molto richiesto come dimostrazione perché appunto nell'ultima richiesta che vi ho fatto c'era questa grande richiesta di chiarimenti su Ipervetro. Siamo qua, adesso Paolo vi fa vedere al volo come funziona. Yes. Allora, innanzitutto, come avete anche visto dal filmato, prima di iniziare a lavorare con l'Ipervetro abbiamo dato una carteggiatina con una 320, quindi con questa andiamo ad abbassare qualche piccolo rilievo rimasto dove magari hai abbondato un po' di più, quindi puoi sentire quel leggero spessore. Con una 320 la vai ad abbassare, spolveri bene, dopodiché una volta fatto questo pronti con la miscelazione di Ipervetro. Innanzitutto Ipervetro è un prodotto bicomponente, quindi quando lo acquistate avete 2 barattoli. Noi ovviamente per motivi di spreco, per fare in modo che il pannello venga completato con la dose giusta di Ipervetro, ci siamo fatti preparare delle dosi chiamate dosi per dimostrazioni. In realtà ovviamente le confezioni sono le confezioni Greisan, trovate pezzatura da litro o pezzatura da 2,5 litri, ma la solfa è questa: componente A, gelatinoso, lo devo innanzitutto smuovere, quindi io adesso usufruisco di questo recipiente più grosso e non faccio nient'altro che smuovere questo Ipervetro, quindi manualmente, facendo in modo di rendere più morbida il componente A. Quindi di forza ok, una volta che il componente A è smosso, prenderò il componente B che è di struttura liquida, lo verso nel componente A, quindi a questo punto inizio a comporre la mia resina, ovviamente miscelando bene il tutto. Ecco, io lo dico qua per aggiungere qualcosa, no? Intanto che lui la mena, come si suol dire. È importante questo ragionamento di miscelare bene sia il componente A che poi successivamente i 2 componenti, è molto importante, perché se non fate questo, quello che succede, poi non abbiamo una catalizzazione perfetta e potreste avere delle zone che restano appiccicose e non credo che vi faccia piacere. Allora, quando ovviamente ho miscelato il tutto, da questo momento abbiamo dai 30 ai 40 minuti
per poterlo stendere. Io adesso, nel frattempo che gli do questi 5 minuti di tiraggio, una delle cose sicuramente essenziali che ti permetterà di avere un ottimo risultato finale è sicuramente questa spatola. Perché? Perché per ipervetro, essendo una resina morbida, la spatola da utilizzare, la caratteristica della spatola deve essere la classica americana che si utilizza, per esempio, per lo spatola stucchi. Quindi questa spatola, che è famosa spatola indicata con le 2 stelle, è all'interno di questo sacchettino di spugna, in modo proprio da far capire che è una spatola preziosa, ma soprattutto è una spatola che tu acquisti ed è pronta per essere lavorata. Sicuramente la sfondatura della spatola è quella che non ti darà la problematica di righe, e ovviamente io in questo caso l'andrò a utilizzare proprio per dare l'ipervetro. Quindi cosa farò? Prendo la mia quantità da me desiderata da spatolare e con i classici movimenti della rasatura non faccio nient'altro che dare questa mano di ipervetro, e appena si dà il prodotto esce fuori questa meraviglia di effetto che è veramente molto simile al granito brasiliano. Quindi non è un caso che Giorgio abbia scelto proprio questo nome, e quello che ha detto prima, che il prodotto potrebbe essere anche completato con una mano. È chiaro che se vedete che rimane qualche zona un po' non lavorata bene, a questo punto si può carteggiare tranquillamente con una 240 la mano per abbassare il difetto, per poi dare la seconda mano. Sicuramente il consiglio che posso darvi è che nelle cabine docce o top di una cucina, per esempio, la seconda mano è ottima, soprattutto proprio perché va a proteggere sempre di più la superficie. Come vedete, acquisisce questo aspetto molto lucido. E poi, modo molto semplice, lo vado a togliere qualche piccola perfezione dovuta da qualche segno della spatola. A questo punto tocca a me? Poi, sì, no, a questo punto devo aspettare ovviamente che il prodotto asciughi per poi eventualmente dare una seconda mano. Allora, rispondiamo a qualche domanda, dai. La misura per catalizzare è 50%. No. No. Voi prendete, noi vi diamo... Allora, diciamo una cosa. Ipervetro è una resina epossidica, è un prodottino un po' complicato, un po' delicato, quindi ci vuole un po' di conoscenza. Però noi abbiamo cercato di rendere la cosa semplice. Quindi prendete, abbiamo una confezione di 1 chilo, sono 2 barattoli uno sopra l'altro, prendete il barattolo, quello più... Ah, guarda, facciamoli vedere. Esatto. Componente A e componente B. E c'è anche i grammi, ma prendiamo quindi il contenuto più denso, lo mescoliamo bene e poi gli buttiamo dentro quell'altro e mescoliamo molto bene. Se dovete fare metà, abbiamo fatto un video apposta per spiegarlo, quindi ho andato a cercare su YouTube o ce lo chiedete e vi spiego esattamente come fare per non sprecare nulla. Quindi Domenico dice appunto che bisogna miscelare bene i 2 componenti, assolutamente, miscelarli bene nella giusta proporzione, altrimenti non va bene. Adesso qua qualcuno dice che c'è quel problema che diventa craquelé perché metti troppo del componente B rispetto al componente A. Noi non lo sappiamo perché mettiamo dentro i 2 barattoli e siamo tranquilli. Ma esiste pure l'opacco di ipervetro? Certo, adesso ti facciamo vedere. Hai colpito. Mi dite una volta per tutte quanto costa ipervetro da 1 chilo? Ma devi chiedere veramente al tuo rivenditore, perché noi abbiamo i prezzi che facciamo ai rivenditori e poi i tuoi rivenditori fanno il loro giusto ricarico e poi dopo lo mettono in vendita. Se il tuo rivenditore è un po' caro, cercano un altro, perché noi ne abbiamo tanti di rivenditori
e fai il tuo lavoro di andare a comprare dove meglio conviene. Un tempo tra una mano e l'altra, sotto luce LED è possibile vedere qualche cosa irregolare. Allora, l'applicazione di ipervetro non è facilissima, diciamolo, quindi se vi immaginate di mettere ipervetro e trovare proprio un vetro perfetto, è molto complicato. Dovete essere molto bravi, avere la spatola corretta, avere una bella mano. Però di sicuro, con anche una sola mano di ipervetro, magari non avete una superficie perfetta, ma molto resistente e molto lucida. Poi, le 2 mani si possono dare bagnato su bagnato? Sì, ma devi fare un filo di esperienza. I segni di spatola vanno via dopo? No, se tu non spatoli bene ti restano quei segni. Ci sono problemi di giunte? No, quello no. Esiste il pot live? Certo, sì, dipende dalla temperatura ambientale, ma diciamo che hai 30 minuti per lavorare 1 chilo, vai tranquillissimo, fai tutto quello che vuoi, hai tempo per lavorarlo. Un bel bilancino per la divisione dei componenti, così lo si può conservare. Guarda il nostro video che spiega come dividere. È molto chiaro, molto semplice, perché altrimenti è molto facile fare degli errori. Allora, Franco Rossi, una volta creata una qualsiasi parete finita con ipervetro, se dovessi rinnovare la parete, cosa bisogna fare per andare sopra a ipervetro stesso? Niente, gli dai il primus e riparti con uno dei nostri prodotti, ovviamente. I nostri primus aggrappano su ipervetro. Quindi, come tutto è possibile, le dosi si possono dividere in molte più parti, come avete fatto voi per i campioni. Ripeto, prendete questo video, che non so come si chiama, magari adesso possiamo anche poi segnalarlo. Come si chiama? Miscelazione di ipervetro. Si chiama miscelazione di ipervetro. Andate su YouTube e scrivete miscelazione di ipervetro e vi viene la spiegazione di come fare a dividere il chilo in 2 in modo che non potete sbagliare. Posso dire una cosa? Il video è presente anche nel nostro sito internet, quindi se loro vanno nel nostro sito internet e vanno nella sezione video, trovano queste pillole che durano veramente poco di tutto quello che noi facciamo, soprattutto in questo caso il vetro dimezzato. Una mano, abbiamo ancora qualche segno, ma abbiamo già una totale performance, cioè il prodotto è completamente lavabile, resistente, durissimo. Se poi lo volete proprio come una lastra di vetro, allora carteggiate quando è asciutto e date un'altra mano e questo vi porterà sempre più verso la lastra di vetro. Esatto. E chiedete anche qualche soldino in più. E chiediamo qualche soldino in più. Non guasta mai. Poi, ecco qui è arrivato il video, bravo, eccolo il video. Prossimo corso, è possibile cambio colore su facciata esistente con vetro? Non ho capito. Ipervetro si carteggia a mano o meccanicamente? No. Con la macchina. Esatto. Ragazzi, a mano è tosta. Veramente tosta. Va bene, allora a questo punto noi possiamo far vedere invece il pannello che a questo punto è asciutto, l'abbiamo visto all'inizio. Sì. Questo cosa hai fatto? 2 mani? Sì. Bello, bravo. Non si vedono segni, sei stato bravo. Complimenti. Grazie. Quindi a questo punto cosa facciamo vedere? Facciamo vedere qui che abbiamo il nostro ipervetro lucido, ma lo facciamo diventare opaco con molta semplicità. Come facciamo? Prendiamo il nostro rollino e pigliamo in vetro maniera opaco. semplicissima. Prodotto vetro opaco pronto all'uso, quindi 0 diluizione. Rullo velo corto. Questo sembra un rullo piccolo, ma ragazzi fa un sacco di metri, anche se sembra piccolo. È molto rapido e veloce. Quindi lo scarico in maniera veramente molto molto semplice. Qua è impossibile sbagliare, investendo la mano di vetro opaco. A questo punto cambio totalmente l'aspetto, quindi non sarà più
un aspetto a specchio, ma sarà un aspetto opaco, una o due mani. Ovviamente se si dà la seconda mano il prodotto deve essere asciutto. Ti segue lui? Sì. Perché di là c'è l'esempio asciutto soprattutto. Ok. Allora, io ho una domanda che mi ha fatto Domenico. No, prima la seconda mano lo rende più lucido? No, quello che è lo rende più liscio, se sei bravo. Poi qui c'è una domanda lunghissima che ho provato a capire, ma onestamente è un po' complicata. Ti direi, Domenico, chiama Paolo domani, che lui è qua, te la racconta sta cosa qua, perché mi sembra un po' complicata. Quando carteggiamo il per vetro per la seconda mano, la carta sarà 2,40? La carta 2,40? Sì, 2,40. Perfetto. Prima di applicare vetro opaco è meglio carteggiare il per vetro, non serve. Si può usare direttamente il per vetro opaco? No, il per vetro opaco non esiste, esiste il per vetro e poi con questa mano semplicissima tu lo fai diventare opaco. Posso passarci con la lucidatrice con grane alte per renderlo più perfetto? Sì. Vetro opaco diluito o puro? Puro. Puro. Se si usa iper opaco per farlo lucido, va bene vetro lucido. Certo, se io l'ho reso opaco e poi lo voglio far diventare lucido, gli metto sopra ancora un vetro lucido. Se poi dopo sei stufo e gli vuoi mettere l'opaco, vai avanti con l'opaco. Io sono contento per quello, ma un po' di pianificazione sarebbe più giusta. Ok, allora Cristian mi hai fatto divertire. Ok, Giorgio, domani ti chiama Domenico, va bene? La conosco. Allora, posso, Giorgio, rispondo alla domanda dei ragazzi. Carta, Tiny Touch e ultima lustrata e la spatola perfetta. Bello. Ok? Allora, adesso noi... Se vuoi, Giorgio, qua c'è la possibilità di vedere, visto che abbiamo da vetro opaco, inizio proprio la differenza in asciugatura, come si vede che è ancora lucido, ma poi in realtà quando il prodotto sarà essiccato sarà perfettamente opaco, cambiando l'aspetto, in questo caso, della parete. Posso parlare? Mi sentono? Sì. Allora, il per vetro in questo caso usato su Casa dei Sogni rappresenta questo granito brasiliano. L'utilizzo naturalmente in questo caso è suggerito in un bagno oppure dove c'è molto passaggio, quindi non so, il banco di una reception di un hotel, l'abbiamo anche fotografato, oppure un posto di grandissimo passaggio, mettiamo il per vetro e noi siamo tranquillissimi. Se mettiamo il per vetro opaco perché c'è il desiderio dell'opaco, abbiamo un vantaggio in più che, essendo opaco, ha un touch meraviglioso. Questo non possiamo farlo toccare, ma fidatevi, è così. Cioè, quando metti vetro opaco su ipervetro è una cosa fantastica. Allora, a questo punto noi abbiamo in programma di andare a vedere qualche applicazione, giusto? Ne abbiamo solo un paio. Allora, mi seguite che vi faccio vedere un pezzettino del nostro showroom, della nostra sede. Molti saranno già stati qua. Qui abbiamo questa zona di campionari. Qui abbiamo una bellissima pietra spaccata. Si accendono anche la luce. Mi senti? Sì, ti sento. No, perché qua questo telefono non si capisce molto bene.
Ti sentono, ti sentono. Qui abbiamo dove facciamo le nostre riunioni. Qui entriamo nella zona che abbiamo chiamato dei colori di New York, tutta fatta con muro naturale, con i colori di New York. Adesso qua mi dovete accendere le luci di là, per favore, grazie. Perfetto. No, non lì Paolo, no. Di là dove accendermi le luci. Dopo qui andiamo anche. Qui mi corrono intorno, mamma mia, che organizzazione. E perché non mi accendete la luce? Perché dobbiamo accendere di là, eccole, eccole. Allora questo, Fabio, questo non farlo vedere, perché non possiamo farlo vedere questo qua. Tra l'altro è pure opaco, ma non possiamo farlo vedere questo qua. Questo qua non possiamo farlo vedere, capito? Dobbiamo far vedere questo. Esatto. Ok? Quindi questo è il nostro granito brasiliano con un bellissimo colore. Questo qua è il nostro AM, uno AM, molto bello, come vedete iperlucido. Insomma, provate a immaginare un bagno, un box doccia, o un retro di una cucina fatto così. È stupendo e ricordatevi che è facilissimo perché l'applicazione di Casa dei Sogni è veramente semplice. Ma adesso vi voglio far vedere un'applicazione ancora più interessante. Qui, madonna mia, che cioè, i telecameraman qua che sembra di essere alla Rai. Qui entriamo alla Casa dei Sogni, che è un'altra zona molto raffinata dell'azienda. Chi è venuto ha avuto modo di visitare questa area. Ecco, qua vi faccio vedere invece applicato in orizzontale. Qui abbiamo fatto, come vedete, una cucina e abbiamo fatto il granito brasiliano. Opaco. È bellissimo perché tra l'altro opaco dà una sensazione non solo tattile, ma proprio di uniformità meravigliosa. Qui c'è il raffronto tra lucido e opaco. E questa è un'applicazione reale, funzionale. Qui possiamo fare da mangiare perché abbiamo questa resistenza della resina epossidica. Qui abbiamo anche fatto, Fabio, questo è bellissimo perché abbiamo fatto questa fioriera, sotto abbiamo fatto un fondo arancio e poi abbiamo dato una mano di SC, c'è questa trasparenza dell'arancio sotto e poi dopo c'è questo iper vetro opaco, bellissimo. Bon, quindi qui abbiamo, torniamo di là. No, aspetta, un minutino, posso farti vedere un'altra cosa, Fabio? Vieni, faccio vedere il bagno, perché qui quando andiamo a far vedere il bagno, allora mi sbucchi da tutte le parti. Pazzesco. Cioè. Grandissimo. Allora, no, perché il bagno? Vabbè, tanto fai vedere il bagno, perché qua magari uno dice per andare in bagno, sì, facciamo vedere il bagno perché è un bagno importante, molto luminoso, molto verde, ma quello che voglio farvi vedere in questo caso qua è questo iper vetro su muro naturale. Anche qua l'abbiamo fatto così perché naturalmente facendo queste grandi nuotate in piscina l'acqua viene fuori e ci voleva questa protezione. Boh, ma a questo punto torniamo da noi, giusto? Yes. Allora, naturalmente noi da quale domande non riusciamo a leggerle, no? Perché? Che? Ne hanno già fatte tante, mi immagino. Penso proprio di sì, capo. Perfetto. È bellissimo. Voi non potete immaginare qua che organizzazione che c'è.
Adesso mi casca il cameraman. Ragazzi. Ma chi era D'Urso? Ma chi era Ma D'Urso? chi era Qui D'Urso? non Ma era chi era? D'Urso, ma veramente. Fighi, ragazzi. Attenta che la porta un po' più in là, eh? Dai, vediamo che domande abbiamo, che ci aspettano. Vediamo. Quante ne abbiamo? Allora, il certificato HCP no. Cosa succede? Non ti sentono? Devi riattivare l'audio. Ok. Ora sì. Grazie. Prego. Allora, la certificazione non c'è. Per applicare su un top di cucina, passa niente, se è un top di legno, puoi andare direttamente con il Primus. Se invece è un top già verniciato, ti conviene fare il Primus aggrappante perché non sappiamo se poi aderisce. Queste cose qui scappano troppo velocemente. Ragazzi, dovete essere astuti ad usare vetri per vetro. La parete va sempre studiata. Bisogna seguire le trame di ogni texture e cercare di far cadere qualche piccolo errore laddove tutto può sembrare un'amalgama con la parete stessa. Domenico, questo consiglio è veramente grande, bravissimo. Bravo Domenico. Nella cucina resiste anche al calore delle pentole, direi di sì, ma si può verniciare anche un top di cucina sopra il legno? Sì, te l'ho fatto vedere adesso. Un effetto molto bello con vetro, davvero molto bello, ottimo. Allora, su un piano di cartongesso si può pure mettere questo prodotto sempre prima l'applicazione del primo sabbio? Assolutamente sì. Creativi col cuore, grazie, complimenti. Giorgio, sei un ventenne, grazie. Ah, Grazie, che sei bello. troppo carina. Quanto si può chiedere al metro quadro? Beh, se ipervetro con il famoso granito brasiliano con ipervetro, devi lavorare a corpo, non al metro quadro, perché insomma è un lavoro impegnativo. Vetro opaco si stende su ipervetro bagnato o anche asciutto? No, assolutamente su ipervetro asciutto. Quindi quando lui è asciutto, anche un giorno dopo, 2 giorni, 3 giorni, quando vuoi, metti l'opaco. Giorgio, se è una pietra spaccata Deno Bambù già realizzata con finitura a vetro, chiedevo un corso su come ripartire da capo e fare nuovi colori. Allora, abbiamo appena fatto un bel video che ti spiega come fare a ricolorare tutte le nostre pareti. Qualcuno si ricorda come si chiama? Ricolorare la pietra spaccata? O ricolorare istinto si chiama? Ricolorare Si chiama istinto. ricolorare istinto. Spettacolare, la parete di Gallo è riconoscibile come la Mona Lisa al Louvre. Sono d'accordo. Ustia! Allora, intendevo quelli prevedeniziali dei mobilieri e su quelli lì è difficile aggrappare, ci vuole il primus aggrappante. Qualche consiglio per farlo a 2 colori? Sì, dai la prima mano di un colore, se vuoi, perché a casa dei sogni si applica in una mano, però dai la prima mano di un colore e poi gli vai sopra con un altro colore e questo lascia un po' di trasparenza e viene molto carino. A quando con il finto marmo? Seguiteci che non manca molto. Alle alte temperature come un termocamino è fattibile, sì, il nostro ipervetro resiste a tutte le temperature, ma ipervetro può essere usato su una lavabile normale bianca o ingiallisce il colore? Allora, noi abbiamo lavorato molto per non farlo ingiallire, quindi ti direi che non ingiallisce, però certamente una resina epossidica, il suo difetto è quello che tende a ingiallire un po'. Si può colorare una porta in questo modo? Assolutamente sì. Se appoggi una pentola calda sul top resiste? Sì. Tutto fantastico nello showroom, anche il modello che si era ripreso. Non so chi è. Mi sentite? Sì. Perché ho visto un segnale strano. Alle alte temperature resisto, si possono mescolare 2 colori, certo. Basta? Basta le domande? Finita? Ragazzi, ma siamo
No, siamo come i ferrovieri svizzeri. Guarda, 19,28. 19,28, una roba pazzesca. Ferrovieri svizzeri, ipervetro, si può passare pure solo a rullo? No, assolutamente. No. Non vedo l'ora di venire a un vostro corso. Ci sei qua? No? Sei a un nostro corso? Sei in diretta, puoi fare tutte le domande che vuoi. Hai visto le nostre lavorazioni da vicino, perché il nostro cameraman bravissimo si avvicina sempre, quindi questi corsi io l'ho visto in questi giorni, mi sono piaciuti molto. L'opacco è monocomponente? Sì, però tu hai sotto la grande resistenza di ipervetro, quindi hai tutto quello che tu vuoi. Metti caso proprio che dovesse succedere che ti si graffia l'opacco, che non si graffia, gli dai un'altra manina col tuo rollino e ce l'hai nuovo. Alla certificazione CC l'ho già detto, non ce l'abbiamo. Una grande esperienza, grazie. Posso comprare materiali anche non avendo fatto i corsi. Rivolgiti a un rivenditore. Il prossimo corso che facciamo, te lo dico nei prossimi giorni, perché io di solito ve lo chiedo cosa volete. Grazie di cuore, siete e sarete la mia unica scelta per i decorativi. Avanti, anni luce rispetto a tutti. Grazie a te. Adesso qua ci sono cominciano i saluti, questo mi fa molto piacere. Allora, aspetta, ancora una domanda tecnica. Quando passano vetro per vetro, osservali bene, non guardate come sono vestiti o se hanno tagliato i capelli. Osservate che vanno di spatola come hanno effettuato la precedente texture. Mamma mia, ragazzi, questo Domenico è fantastico. Si può dare gioia al posto di ipervetro sopra Casa dei Sogni? Sì, ma non ha molto senso. Ivan De Pascali dice: effetto muro, ho un po' di problemi. Guarda Ivan, ci conosciamo da tanto, tu non fai altro che chiamare a quel numero, Paolo è qua. Esatto. E ti fai dare una bella consulenza online, ti racconti tutti i tuoi problemi, anche quelli sentimentali. Lui è bravo, ascolta molto bene, è anche esperto, cioè oramai 44 anni, quindi te la può raccontare tutta. Ha perso tutti i capelli con tutte le esperienze che ha fatto, quindi vai tranquillo, chiama domani, dopodomani, quando vuoi, che lui ti dà consulenza. Sulla Casa dei Sogni si possono aggiungere brillantini? Sì. Sì. Basta. 7:32, ragazzi, io non vado avanti perché mi è piaciuta questa cosa del ferroviere svizzero. Quindi dichiaro chiuso il corso, ringrazio tutti, è stato un grande piacere, mi diverto un sacco. Anche io. Sapere di aver fatto compagnia a 150 persone con i nostri prodotti, tutti i nostri clienti che comprano da noi e che ovviamente ringrazio di cuore. Adesso possiamo, se volete, attivare i vostri microfoni, ci possiamo anche salutare dal vivo. Perché... Sono attivo? Stefano, ciao Stefano. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Michele Macchiarone. Ciao, buonasera. Ciao anche Michele. Flavio. Ciao Giorgio, ciao. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao Giorgio. Ciao.